Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati a 7 in punto. Questa mattina possiamo esordire con il sorriso. Tante volte affrontiamo argomenti delicati, drammatici, che hanno a che fare con la nostra quotidianità. Ha a che fare con la nostra quotidianità anche l'argomento di questa mattina, perché parliamo di musica e parliamo di un, scusate il termine, genere, che adesso è un termine che non si usa più, come il reggae. Lo facciamo con i due autori di un bellissimo libro che, vabbè, secondo le nostre informazioni potrebbe rappresentare un caso unico in Italia, forse non lo è, per noi resta comunque una cosa, un'esperienza molto interessante. Si chiama Rasta Snob, gli autori sono Andrea Manzo e Steve Giant. Andiamo proprio a conoscere i due autori, a cominciare da Andrea Manzo, che andiamo a salutare e ringraziare di essere con noi. Buongiorno a te Andrea, grazie. Buongiorno Roberto, ciao. Con Andrea ci conosciamo da tantissimo tempo. Andrea fa il giornalista, fa l'insegnante, fa il musicista. E no, non è il primo libro che scrive. Sì, è il primo libro. Primo libro. Caspita, è un onore per noi. Dopo avremo anche a che fare con il secondo autore, un altro personaggio, andremo a scoprirlo perché veramente vale la pena. Senti Andrea, avete raccolto in un volumetto, che poi non è neanche il volumaccio, no? Tanti e tanti anni di un'esperienza quasi ripetibile. Qual è questa esperienza? Raccontaci tutto. Allora, l'esperienza è quella di quella che si chiama fanzine, cioè fanzine è un termine inglese che definisce quelle che erano riviste, diciamo, autoprodotte, sì, non regolarmente distribuite. In realtà, lo possiamo vedere, è ormai una rivista a pieno titolo che esiste da 35 anni ed è da sempre dedicata alla musica reggae. E in questo sì, è un unicum. Senti Andrea, in 35 anni il mondo è cambiato parecchio. Il reggae com'è cambiato? Beh, diciamo che anche il reggae in qualche modo ha avuto, perché noi, diciamo, anche vista l'età, siamo legati al reggae storico, che è quello di Bob Marley, sì, il roots reggae. Poi però ha avuto la dancehall, ha avuto tanti cambi. Adesso forse è un momento ancora in cui si sta capendo dove andrà a finire. Però poi è comunque come qualsiasi genere un po' più, diciamo, non dico di nicchia, ma specializzato, ha i suoi fan, ha il suo seguito e continua sempre. Noi abbiamo voluto in questo libro dare una visione di quello che è stato il reggae in Italia attraverso appunto il suo protagonista, che è Steve Giant, che poi ascolterai, che di questa storia del reggae italiano ha convissuto praticamente tutti i momenti più importanti, perché l'attività editoriale poi si è sposata con 1000 concerti, 1000 esperienze, ha conosciuto praticamente tutti i rappresentanti di questo genere, italiani e esteri. Senti, non sta bene definire una persona a memoria storica perché gli si dà del vecchio, però insomma in qualche modo voi rappresentate una fetta importante di storia del reggae italiano, possiamo dirlo. Sì, poi devo dire Steve appunto è molto attento e puntuale, lui ha scritto... Puntiglioso. Sì, ha scritto tutto, di tutti i concerti, infatti diciamo che forse il problema era, nel momento di scrivere il libro, è stato quello di fare una sintesi, perché di storie, di concerti, di avventure ce ne sono state veramente tante. E qui è venuto fuori l'Andrea Manzo giornalista. Sì, lì ovviamente appunto tutto era cartaceo, per cui io ho dovuto comunque sbobinare, come si suol dire in gergo, molte interviste, perché poi oltre all'esperienza di Steve abbiamo raccolto esperienze, storie, aneddoti di tanti musicisti, tanti protagonisti del reggae italiano, ma anche di persone che in qualche modo sono legate alla fanzine, sono legate al reggae, per cui organizzatori di eventi piuttosto che DJ, insomma abbiamo voluto dare un po' lo spazio un po' a tutti. A tutti abbiamo chiesto di raccontare un po' la loro esperienza, il loro avvicinarsi a questo genere musicale, e a tutti poi verso la fine abbiamo chiesto la loro visione del reggae. Poi la domanda che mi hai fatto tu all'inizio, quale sarà secondo loro la visione del reggae in futuro? Andrea, c'è stato comunque un momento in cui in Italia il reggae, se non era la musica principale, senz'altro grazie anche al grande personaggio che era Bob Marley, cioè identifichiamo anche il reggae come, diciamo, scusa il termine, uno strumento sociale piuttosto significativo. La Giamaica sappiamo che non è che sia un paese che vive nell'oro e nel lusso, era anche un riscatto da parte dei musicisti. Beh, sicuramente sì, è uno dei generi musicali che ha più legato la musica al sociale, a temi di pace, a temi di fratellanza,
e in questo forse si diversifica dagli altri generi. In Italia ha attecchito molto bene, Venezia in particolare, noi raccontiamo ovviamente per vicinanza agli esordi dei Pittura Fresca, di Serolvi e Scardi, con cui tra l'altro collaboro, ma anche penso al Salento, il Sound System. In Italia ha avuto un grossissimo seguito, diciamo magari non è mai diventato il genere, perché mi vengono in mente per esempio gli Africa Unite, che è una band che esiste e continua a suonare da una vita veramente, stiamo parlando proprio degli inizi del reggae in Italia, che non ha mai avuto il successo clamoroso di classifica, però fa concerti da tutto esaurito da 30 anni, per cui è un genere che in qualche modo comunque rimane. Senti, vorremmo farti una domanda un po' velenosa. Ci è dispiaciuto, mi è dispiaciuto da musicofilo il fatto che tante volte per un certo periodo si sia accostato il reggae, non so, all'abuso di marijuana, all'abuso di sostanze non lecite, è stata criminalizzata in qualche modo questa musica. Cerchiamo non solo di sdoganare ma anche di rivelare che cosa questa musica significa. Beh sì, diciamo che c'è l'utilizzo della marijuana soprattutto in Giamaica. Per i giamaicani è come fumarsi una sigaretta, per cui non vedono, come dire, nulla di male, ed è spesso associata a queste cose qui, però poi è una musica di grande spiritualità, per cui alla fine, come dire, io non fumo, però amo il reggae, come dire, è un po' banalizzare il legare le due cose assolutamente. Non parliamo di questo argomento se non con la storia in parte di quello che è successo al Rototom Sunsplash, che è appunto il più importante festival italiano di reggae ed europeo, che è stato costretto ad emigrare proprio per problematiche legate al discorso della marijuana. Magari per chi non è più giovanissimo non dice nulla, ma una volta Spilimbergo, questa carina cittadina, provincia non mi ricordo, Pordenone o Udine. Sai che vabbè, insomma, che ci scusino gli ascoltatori friulani, o Pordenone o Udine, insomma, si identificava il Rototom Sunsplash Reggae. Sì, insomma, è un peccato insomma, che si sia perso questa bella manifestazione che tra l'altro attirava persone da tutta Europa, se non ricordo. Sì, ma infatti continua a Benicassin, continua in Spagna ed è cresciuta ulteriormente lì senza problematiche poi legate diciamo, all'ordine pubblico, per cui continua il festival con grande successo. Senti, abbiamo analizzato Andrea Manzo, coautore del libro, Andrea Manzo, giornalista, adesso inevitabilmente ti chiediamo Andrea Manzo, musicista, cioè qualcuno, qualche ignaro, dice il reggae è sempre quella barba di melodia, questo ritmo, per uno che la suona, che cos'è il reggae? È un ritmo ipnotico, io ho suonato, insomma, quasi 50 anni che suono e ho spaziato tra vari generi. Quando riesci a entrare nella musica reggae è un qualcosa però di unico, perché veramente il combinarsi delle armonie di tutti quelli che ci suonano a volte prende quello che Scardi chiama masena, ovvero un ritmo che poi veramente ti porta via. Altri generi non riescono a dare da musicista questo tipo di sensazione. Chiediamo scusa al nostro ospite, gaffo ovviamente di chi conduce, ricordiamo che Andrea è fondatore dei Fahrenheit 4C, io li chiamo 451, giusto? Sì, o 451? È lo stesso. Segnatevi Fahrenheit 451 anche in YouTube. Tra l'altro ti do una chicca, Silver Jubilee Reunion, dopo 25 anni del video di Uccidiamo il Chiaro di Luna, che è del 1988, stiamo ritornando insieme e faremo dei concerti. Per cui in estate? Sì. Bellissimo. E magari non solo nella zona dell'area metropolitana di Venezia. Spero di no. Comunque segnati Fahrenheit 451. Sono molte cose che dovete segnare di questa puntata. Senti però il titolo, ecco dai, una cosa che ci dimenticavamo di domandarti. Rasta Snob. Cos'è questo snob che potrebbe indurre... questo lo spiegherà forse meglio Steve, è il nome della rivista che legava il Rasta, che è il rastafarianesimo, che è
religione legata alla musica giamaicana, sì, e come dire, un approccio invece un po' diverso, perché quello, poi lo vedrete, Steve non ha i dreadlocks, non è il classico fan del reggae pienamente sposato con la Giamaica, e c'era questo atteggiamento un po' diverso, insomma, un punto di vista un po' diverso, e da lì abbiamo poi preso per fare lì. Sì, siccome adesso siamo diventati una società multirazziale, insomma, non è che dobbiamo segnalarlo noi. Tante volte si vedono soprattutto ragazze scure di pelle che hanno questi capelli meravigliosi, che poi insomma anche la pasta dei loro capelli è stupenda e allora riportano alla memoria. Però insomma, diciamolo, non è che scopriamo l'America, il reggae ha condizionato anche tanti musicisti, condizionato nel senso che hanno introdotto ritmi reggae e canzoni reggae anche magari artisti che avevano a che fare con tutt'altro tipo di musica, non si dice più genere. Sì, ma sicuramente molti sono stati influenzati, soprattutto per esempio pensiamo ai musicisti inglesi, visto che diciamo era una colonia inglese la Giamaica, per cui c'era una forte componente giamaicana e di musica giamaicana in Inghilterra, per cui sono nati gruppi inglesi che suonavano reggae, ma poi tantissimi artisti, chiacchieravamo prima di Stuart Copeland, sì, dei Police, loro hanno mischiato quello che inizialmente era punk con il reggae, ma penso anche ai Clash, per esempio, come altro esempio. Per cui un po', qui in Italia forse un po' meno, diciamo che in Italia probabilmente il primo brano reggae l'ha scritto la Bertè. Ah, è vero. La Luna Bussò. Sì. E diciamo che qui magari gli artisti pop magari hanno fatto una canzone o due, hanno preso certi ritmi, ma non hanno mai sposato poi quella filosofia o quel tipo di genere musicale. Sì, però non a caso La Luna Bussò è anche uno degli album che, vabbè, non solo i vecchietti come il sottoscritto, ma anche meno, diciamo, più giovani ricordano, perché insomma, anche perché si ricorda quella Bertè e non quella di adesso, con tutto il rispetto di tutti. Scusa, Andrea. Senti, questo libro dove si può trovare? Allora, si può trovare nel sito del nostro editore, che è Officina di Hank, e anche su Amazon, sui vari portali. Noi stiamo organizzando degli incontri, delle presentazioni del libro. Avete pagine social? Sulla pagina di Rasta Snob sicuramente ci sono gli aggiornamenti. Steven ne ha 2 adesso, io sarò in quella di Conegliano alla Radio Golden il 10 di febbraio, e l'idea è proprio quella di non creare la classica, anche in questo caso non la classica presentazione del libro dove parli eccetera eccetera, ma anche proprio un momento di festa, per cui con musica da reggae. Che poi è lo spirito del reggae. Sì, diciamo, sai, il libro può essere letto da chiunque, chiaramente chi è appassionato di questo genere o chi magari ha vissuto questo periodo, perché forse una delle cose più belle di questo libro è dire me lo ricordo quel concerto, sono stato anch'io, e si condividono dei momenti interessanti. No, interessante sì, perché è anche ovviamente storia, perché la musica fa la storia. Vabbè, insomma, questo è un argomento di cui magari, se avremo possibilità, discuteremo in altre occasioni, anche perché con Andrea avremo anche da parlare di sport, perché abbiamo purtroppo delle debolezze sportive in comune. Senti Andrea, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, ricordiamo Rasta Snob Officina di Hank, segnatevelo anche per cercare in internet, Hank scritto con la H iniziale e la K finale, Hank, Officina di Hank, Rasta Snob. Dunque il primo autore dei 2 autori che hanno realizzato questo libro è stato il nostro ospite. Andrea, grazie, buon lavoro, e quando ci sono novità anche per la diffusione e il dibattito sul libro ci possiamo risentire anche nell'ambito del nostro TG, no? Volentieri. Grazie Andrea, buon lavoro. Grazie. Grazie al nostro primo ospite, rimanete con noi perché tra poco è la volta del secondo autore, che è Steve Giant.